Là, mio papà andava a servire ora, Sì. qua perché non era lavoro, andava a servire da Isola Think e basta, andava là. Servire e in che cosa vuol dire andare a servire? Servire andava su una casa dei contadini e te da mangiare e te da urea come una famiglia. Ah, ho capito. Come una famiglia. E c'è manovalanza praticamente per i campi. Sì, per i campi, sì. Perché a quei anni là le famiglie erano molto numerose, si viveva tutti insieme, no? Il discorso il filò, sì. cioè non era case sparse, di solito si stava tutti insieme i fratelli. Mi ricordo anche i miei sulla in Levada, erano tutti insieme. Si sposava anche in casa. Ecco, anche a voi. Mi conta. Come funzionava il discorso? Gli altri nomi erano i più vecchi dei fratelli e si sposavano in casa. Ma tutti quegli altri, siccome non avessi spazio per lavorare, andati via e Tommaso è andato in Sardegna, Renato e Paolo sono andati in Australia. Questi sono fratelli? Sì. In Australia? E ancora là i nipoti? No, Sì, le nipoti la via, ma... Che ne resta sì, pronipoti, diciamo. Sì. I fioi di Paolo, sì. Sei trova bene? In Australia, sì? Sì, trova bene. Sì. Ma sì, insomma, dai, è andata bene abbastanza. È stato Renato a Fermurer, lui la lavora e si è guadagnato qualcosa, sì. Ma lei che si è comprata una casa e lui via. Ah, capito. E sì, vengo dopo. Sì. E che altri fratelli invece? Paolo è stato là, perché Paolo si è sposato via. Sì, si è sposato via, lui dava due figlie, la figlia, nipoti, ma lui è qua in Italia perché la voi viene fuori. Sì, e dopo le robe del Ha fatto divorzio con la femmina. Sì, roba che succede. E le tose, una le sposava lei la Maria, lei a Brescia. A Brescia. Sì, con sua famiglia, sposata. Quindi per fare una specie di spaccato della vita di allora, quando che eressi piccoli, voi altri vivessi in una casa piccola, tutti 8 fratelli, con il papà e la mamma e anche i zii, no? Come funzionava? Al Meconte, non so, era freddo, non era riscaldamento, com'era la vita di ogni giorno normale? Sicilia mi dice anche, lasciavo letto. La vita di ogni giorno era sapore femmina che aveva da mangiare, Quel che era? che non sapeva come fare. E te si doveva polastri, a domenica copriva un polastro. E si mangiava. Una pita. Polenta. Polenta, sempre il pan poche volte. Era un lusso il pane. Un lusso, proprio un lusso. Però era buona anche la polenta. Sì. E con fame. Sì. Come fame. E durante la giornata praticamente vi alzessi presto, andessi in campi come... Scusa. Preste. Sì. Badì, forca. E via. Sì. Tagliare fien, poi vai. Restellare. Rincurar su tutto, sì. E Camminare. fino alla sera. E a mezzogiorno suonava il campanile, era a mezzogiorno si veniva a mangiare, giusto? Sì, d'accordo. E il filò, se ricordi qualcosa, il filò, feci il filò. No, E il filò. No. a sera, a lavorare a sera, dopo cena, si faceva il filò, ma non era né caldo, non era né niente, no. Finì, sì. Come si finì il filò nel singlet? Sì. Comune o no? Finì a mangiare. Dopo Rosario. Sempre. Sì, bene. Sempre. Dopo finì a mangiare Rosario. Sì. Prima del filò o dopo il filò? Il Rosario in te, stalla allora? Prima. Ma che stiamo? Appena mangiare. Bene mangiare. Stava vicino alla vaschetta. Sì. Non ti sei anche Sì. Perché venne un zio mio. Si porta.
che lui era poliomilitico fin dalla nascita. Sì, poliomielitico. E lui viveva il nostro sacro qua, spostato, un pastorato. Sì, sì, sì. E viveva in casa anche lui poi? Sì, viveva in casa. E resi politica. Ben, Adesso però. parla di, come si dice, di carestia, no? Come si dice? Quindi parla crisi. Ma se arriva la crisi che sono passati, vero? E muore adesso. Non vive più. Non sarebbe buono superare. No, non sarebbe più, no. No. Ma neanche altri non si sarebbe buono di superarla. No, vero. C'era una grinta in più che quegli anni là. Si sapeva che l'era così. L'era più forza, vero? Noi altri invece a pescare era Fossetta che la passa ancora, da Dio casa davanti casa e costera. La Fossetta rossa. La Fossetta rossa. Bravo, che la va sulla peschiera, no? No, va sulla peschiera. Per Roberbasso. E anni si a pescare, ci ha preso un pugnetto di pesce e quelli che facevano al venerdì mangiare. E la Saint-Gelée alla peschiera una volta, Saint-Gelée. Era già. Era più freddo gli inverni, vero? Sì. Ma non sto caldo qua di sta. No, d'inverno, noi tra si armati, le slitte qua. Ah sì? Le slitte, aveva una carriera, dottore così, sola, e sotto ti metteva un ferro qua, un ferro palea, e con quella ti slitteva Quando che era? sul giato. Anche la peschiera a me non sono mai dato, ma sono peschiera in deslittare. In deslittare, sì. E si in giattato. E a scuola andessi dove allora? A scuola Là dove, vicino al municipio. Ah, la scuola, quella là, dove che lì è la biblioteca adesso. Sì, e anche là dopo, ai carabinieri. Ah, quella là, sì. Dove era le medie? Là erano le medie. Sì. Ma lui è andato a scuola qua? Mi sono andato qua e anche là dopo. A Cordignano ti sei andato a scuola? E a Cordignano sono andato fino a prima. Sì. No, qua, non sapevo, che a seconda elementare. Quindi lei era già alla scuola quegli anni là? Sì. Le scuole erano. Andassi a piedi, venissi a casa, dopo dei campi, sempre... In questi casi non si cava erba, Eh. perché vicino a vaca, senza pra, da segare erba, perché non avessi pra. E ne si cava erba, quei campi. Ecco dove... Abbiava su quei piante, Trovare un po' di in campi erba. di piatri, Tanto a dargli da mangiare. E i Porsei? Qui ha salvato tanta gente, i Porsei qua in zona. Sì, tenessi, mi ricordo che mica veniva qua le bocce. Sì, ai Porcelli era ai magazzini della carne, come i Porcelli, i musetti, i figalei, e tutte i salami, le soppresse. Sì. Era qui. Ma i Porcelli no, i resti piccoli, quintali di Ah, era più piccolo. Perché non Perché non si era- doveva dare In maniera poca anche loro, era a dieta. sì. Immagino, sì. Uscita, E invece vista dal punto di vista della donna, com'era la vita, Ela quella era piccoli, i fiori, cioè com'era la donna rispetto all'uomo che dentro i campi, cosa fa? ma anche la donna Dentro i campi. non era qui che fa da mangiare a casa, ma Sì, che anche che restia una la gnora o qualcuno a così. parlare, se non fuori per i campi. E chi che aveva forza andava a lavorare in campo, sì. perché era bisogno del braccio. Sì, perché era fatto tutta a mano una volta, non era... Quelli che adesso i sei ante un'ora o ante mezza ora con le macchine, una volta uno o due che andavano una intera Col faldino. col faldino Sì. Capi. e restare a mano con le stesse. Sì, una volta così. E quindi anche le donne lavorano in campo. Sì. E anche loro Sì, non era come la donna sta a casa a fare da mangiare, cioè, e chi è che fa da mangiare? No? Se invece era di... mare. Sì. Ah, la nonna, nonna, sì. ah.
le persone anziane stai a casa a fare da mangiare. Sì, ma non era solo che il mangiare che feia, andare anche fuori. No, feia da mangiare a casa, sì. L'orto in casa. Tutto quello che era da stare a dire. E la liscia? Allora lì si entra il mastello. È vero che fa così qua a stendere, no? Sì, altro. E che bei che veniva. Sì, e che profumo che aveva la roba quando ti sei lavata. E non era mia i cosi di adesso. No. Tutta mano, Telfos. Sì, Telfos. E lavare in Telfos. Lavare in Telfos. Una volta poi feia liscia, a lavare inizioi. No, altri poi venci in Telfosetta, vendetori femmine in Telfosetta a lavorare. Che era uno spazio largo come statura qua, sotto, perché l'infiafonda del piano, no? E aveva una rampa come... Sì, una specie di... Dopo gli metteva la cosa, là come si chiamava. E il lavador. Il lavador, bravo. E là, sì. Freddo, caldo, inverno gli sta sempre. Guarda, ai picchi tutte le mattine era andare dove a lavare la roba, sotto sta fossetta. Anche col freddo. Altro che... E havia le femmine, di aveva costante acqua calda in sì, così c'è un sentino di acqua calda per scaldarsi le mani. Per scaldarsi le mani, se no c'è... E magari trovi anche i fossi in gelare qualche sì, qualche volta attorno era... Pensa a te, altro che lavatrice, No. Mamma mia. Però era un spirito più di comunità, no? Si stai insieme. Sì, è vero. Era più amicizia. Sì, noi come adesso, no? Sentiamo una parola, qualcosa e si divide subito. Era più solidarietà una volta. Sì, altro. C'erano tante robe bambini, infatti non so spiegare. No, bene, si spiega bene, e dopo mi smetti. È un bel fatto che ti ricorda da raccontare qualcosa Comunque sta attento. Sì. Noi altri qua ben comprare, quando che ben comprare, adesso la data non so più, sarà stata nel 62 quando risporai. Nel 60 sì che 60? Qua era 60, sì. Ecco, aspetta il figlio, non mi ricordo. Sì, va bene. E ben comprare e dopo ben... Lavorava sempre per pagare le robe. No, infatti. Qua, quando si è visti qua noi altri, era tanto da fare qua. Era in campo da mettere a posto e ora ben fatta il piano di bonifica. E ben bonifica i campi. E il governo ne ha dato anche a Cascai, una parte. E dopo ben fatta la staia, messa a posto un fiale di staia, e con questo andati avanti e via. La risorsa più grande è stata quella dei Gaeti. Le Gaete, il Cavaliere è stato quello che ha aiutato più di tutto. Gran lavorare, ma perché anche noi altri ben fatti. Fino a 17 quintali di galette. Un anno. Un anno. E per fare un quintale di galletta, che vuoi 30 quintali di foglia, di ramo, foglia di more. La foglia lo vendessi c'ho là. E l'edificio per Monte Piluna. Se scendessi con i camion. Dove che era? Dal Conte Corner a Santa Lucia. Santa Lucia. Là dove le cavilla, là, è là che ne era. Lì ancora là in Morale. Sì, ancora là. Passione di Morale. Gli là. E qua avessi tanto dentro. Che veniva a opera. Avessi il paladino, uno e l'altro che veniva a aiutarmi a per foglia perché in ultimo aveva 30 quintali di foglia lì a sti cavalieri. Le femmine che erano a casa, due femmine, andare a mangiare, le aveva solo da fare. Beh sì, perché in maniera, mi ricordo che a me la voce tendeva dentro e sentivo c'è rumore, Sì, rumore. Ti ricordi Il sveglio, sì, mi ricordo. No, peccato che si è crollati sti cavalieri. Poi mica no, una branca in Castellano,
Ah sì? Ma con i veleni che Non avevi niente da fare? È tutta colpa di veleni allora? I veleni, sì. E a rovinare che roba là? No, perché ieri in piantaggio sedo qua davanti a temporare. Paravelli sotto mancia, sì. Sì, organizzati bene. Ecco. Bene, allora, niente, mi resta che solo che ringraziarvi di questa testimonianza. Scende tutte le monade. No, va bene, sì. Grazie. Aspetta che